per la baciata terribile Giulia, Davide Verica, Luca Silva e Fabio Deva. La baciata è senza dubbio il ballo più romantico per quanto riguarda le discipline caraibiche. Ora un in bocca al lupo ai giovanissimi Alberto e Sara, Giulio Iris, Thomas e Anna, Alessandro e Sofia che si cimenteranno nel ballo più veloce delle danze standard. Quick Step! Per Alberto Sara, Giulio Iris, Thomas Anna, Alessandro e Sofia. Ed è ancora Quick Step per Alberto Rihanna, Roberto e Linda, Flavio Rihanna, Eliseo e Ivana. Anche per Alberto Rihanna, Roberto Linda, Flavio Rihanna, Eliseo e Ivana. Allora passiamo sempre al ballo più veloce, ma per quanto riguarda le discipline latinoamericane. Simon e Laura, Matteo e Martina, Davide e Giulia, Enrico e Claudia iniziano questo Jive! Pensando in Laura, Matteo, Martina, Davide, Giulia, Enrico e Claudia. Proseguono questo misto tra rock and roll e boogie boogie, Davide Giorgia, Enrico Gaia e Ivan Elisa. Ancora Jive!
Ora andiamo a vedere una disciplina che spopola qui soprattutto in regione, nelle feste popolari, la balliamo tutti ed è un giusto tributo a questa disciplina che fa parte della nostra tradizione. Marco Giulia e Roberto e Linda, con Roberto e Linda che sono praticamente di casa qui a Tolmezzo, un misto di polka e mazurka. Ed era liscio con polka e mazurka per Marco Giulia e Roberto e Linda. Io vi ricordo che mercoledì 26 settembre, quindi praticamente mercoledì prossimo, presso la palestra delle scuole magistrali, alle 21:30 avrà luogo la prima lezione del corso di liscio base. Per chi volesse intraprendere un percorso di apprendimento del ballo con noi, vogliamo trasmettere la nostra passione a più gente possibile. Nel corso di liscio base si imparano le basi e il giro a destra e a sinistra di valzer lento, tango, il fox, polka e mazurka, quindi 5 balli per gettare le basi per ballare con gli amici alle feste e appunto per non stare seduti magari mentre gli altri ballano. Si inizia così, poi il percorso di apprendimento è vario e lungo e noi non precludiamo mai niente a nessuno. Gli esempi sono tanti di persone che si sono avvicinate al mondo del ballo per gioco, per divertimento o semplicemente per accompagnare la partner, che di solito quella è la donna che ha più voglia di iniziare a ballare. Dopo si sono appassionati e adesso sono atleti competitori, quindi non si pongono mai limiti alla magia della musica e del ballo. Noi continuiamo ora con lo spettacolo, andiamo di nuovo ai balli latinoamericani, di nuovo col ballo dell'amore, ma gli diamo un tocco in più perché i protagonisti sono veramente giovani. Alberto e Sara, Giulio e Iris, Thomas e Anna, Alessandro e Sofia, Mattia e Desiree, Rumba! Della rumba dolcissima per questi ragazzi giovanissimi.
Ora passiamo noi al principe dei balli. Quando si parla di ballo si pensa subito al più maestoso tra tutti i balli. Andiamo nelle corti di Vienna e lo facciamo iniziare come anche tributo a una coppia che è qui proprio di Tolmezzo, hanno casa qui, ci hanno fortemente voluto per il secondo anno consecutivo qui a fare uno spettacolo, e tramite loro che stiamo organizzando i corsi in questa sede di Tolmezzo. Quindi un tributo, un grande applauso per Alessandro Radina, anche che ci tengo tanto a ringraziarlo, non balla qui questa sera, però comunque anche tramite lui che noi siamo qua. Quindi un grazie da Alessandro Radina, e la pista è per Flavio Oriana, valzer viennese. Aspettiamo che la pista si liberi per chiamare un'altra splendida coppia che merita tutta la pista, Alessandro e Martina, valzer viennese. Alessandro e Martina, valzer viennese. Ora torniamo ai Caraibi, ai ritmi caraibici, torniamo al caldo. Igor e Giulia, Davide ed Erika, Luca e Silvia, Fabio e Eva, Luca e Claudia, e questa è Merengue.
Luca e Claudia. Ricordiamo che il merengue fa parte delle discipline caraibiche che verranno presentate presso la palestra delle scuole medie mercoledì alle 21:30. L'ingresso ovviamente è gratuito, per chi non ha ancora visto come lavoriamo può usufruire di una lezione gratuita per sperimentarsi, per mettersi alla prova. Noi continuiamo, andiamo di nuovo con le note suadenti del valzer lento, ma cambiamo i protagonisti. Matteo e Martina, Davide e Giulia, Enrico e Gaia, valzer inglese. Valzer lento. E queste note continuano ancora con Ivan Elisa, Alessandro e Martina.